Grazie Presidente. Ma io volevo sinceramente complimentarmi con la Giunta per la tempestività con la quale è intervenuta per fare il possibile a favore delle popolazioni colpite da questo evento atmosferico eccezionale. Voglio anche riconfermare la mia e nostra piena solidarietà e vicinanza non solo nei confronti delle popolazioni colpite, ma nei confronti delle famiglie delle vittime di questo evento. Doveroso il ringraziamento nei confronti della Protezione Civile, che ancora una volta con tanta abnegazione ha dimostrato di cosa è capace, e di tanti volontari che, pur non appartenendo a strutture organizzate, hanno sentito il dovere di dare il proprio contributo e dare una mano alle popolazioni colpite. Ci troviamo di fronte a degli eventi eccezionali che non sono unici nella storia, ma che purtroppo ciclicamente si ripetono, non tanto per la questione legata ai cambiamenti climatici, che qualcuno vorrebbe addebitare addirittura alle emissioni in atmosfera della CO2, sostanza che a differenza di altri non è certo una sostanza inquinante, ma è una sostanza naturale che credo in molti hanno capito che non sia certo la causa dei cambiamenti climatici, ma in realtà, come gli studi scientifici ci dimostrano, i cambiamenti climatici che sono sempre avvenuti e che sempre avverranno sono legati a fasi cicliche legate all'attività solare, non certo al fatto che qualcuno emetta più o meno anidride carbonica, che favorisce tra le altre cose anche la trasformazione in ossigeno da parte delle piante, ma di questo magari parleremo in altra sede in maniera più appropriata. Quello che ci preme però sottolineare è che al di là di questo evento, che era imprevedibile e neppure in nessun modo arginabile, credo sia importante capire che molti altri eventi capitano per l'incuria, per la mancanza di manutenzione del nostro territorio. Soprattutto gli allagamenti sono legati al fatto che il nostro territorio non è oggetto di sufficiente manutenzione. La cementificazione, che negli anni è cresciuta e ha convogliato con maggior celerità le acque non solo piovane in spazi angusti, fa in modo che si debba pensare a un aggiornamento anche di tutte le nostre reti idriche, iniziando dalle reti legate alla bonifica, sapendo che la stragrande maggioranza delle opere di bonifica attualmente esistenti risalgono ancora al ventennio, tanto per fare un piccolo riferimento storico, e nonostante la loro età ancora resistono in larga misura a situazioni che sono notevolmente cambiate in questi ultimi anni. La cosa, Presidente, sulla quale vorrei richiamare l'attenzione della Giunta e dell'Aula non è intanto sulla quantità di risorse che sono state stanziate, che sono e saranno comunque insufficienti per ristorare tutti i danni patiti dalle popolazioni colpite da questi eventi, ma a noi preme, come abbiamo detto anche in sede di prima commissione, stabilire dei criteri per l'erogazione delle poche risorse disponibili. Cioè non possiamo trattare tutti allo stesso modo, o magari utilizzare le poche risorse per ristorare i danni subiti da qualcuno che ha 32 ville e una di queste è colpita dall'evento atmosferico. Noi vorremmo che questa è la raccomandazione già fatta in prima commissione, ma che ripeto in quest'Aula, che i criteri nell'erogazione delle risorse che verranno messe a disposizione sia a livello regionale che statale siano criteri che tengano in considerazione prima di tutto le esigenze delle famiglie, degli sfollati, delle persone che hanno perso l'unica casa che avevano a disposizione, che si ritrovano nelle condizioni di sapere neanche dove andare a dormire o dove andare a farsi una doccia, per dire, no? Quindi diventa importante stabilire priorità degli interventi, quindi prima le famiglie, poi le imprese, poi le somme residue a vantaggio di qualcuno che magari vede qualcuno dei suoi beni compromesso o rovinato. Ecco, se riuscissimo poi a dare questo tipo di indirizzo, ferma restando, poi noi non vogliamo sostituirci alla giunta regionale che stabilirà lei i criteri e quant'altro, ma ritengo che l'Aula dovrebbe dare un preciso segnale per quanto riguarda la volontà politica di indirizzo per la definizione dei criteri nell'erogazione delle risorse. Credo che sicuramente questo lo possiamo fare e spero, mi auguro, che il Consiglio e la Giunta tenga in debita considerazione questa nostra forte, sentita, accorata raccomandazione.